Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. 13 maggio 1917, la Madonna appare a Tre Pastorelli, Lucia dos Santos, di 10 anni, cugina dei fratelli Francisco e Giacinta Marto, rispettivamente di 9 e di 7 anni. Il luogo è la Cova d'Airia, nei pressi di Fatima, in Portogallo. La bella signora, vestita di bianco, chiede ai fanciulli di recitare ogni giorno il rosario per invocare la fine della guerra e la pace nel mondo. In breve tempo Lucia rimase l'unica testimone delle prodigiose visioni. Nel 1919 infatti morì Francisco e un anno dopo sua sorella Giacinta. Nell'ottobre del 1930 il vescovo di Leira autorizzò il culto alla Madonna di Fatima, dichiarando degne di fede le visioni dei bambini alla Cova d'Airia. A 24 anni dalle apparizioni, Lucia, diventata monaca carmelitana scalza, scrisse che l'unico segreto rivelatole dalla Vergine era diviso in 3 parti. La terza non poteva essere divulgata e fu quindi affidata ai pontefici, ma venne resa nota per volontà di Giovanni Paolo II il 13 maggio del 2000, in occasione della beatificazione dei 2 pastorelli a Fatima. Nel mese successivo fu l'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, cardinale Ratzinger, ad interpretare teologicamente il messaggio di Fatima, spiegando che con un linguaggio simbolico veniva raffigurata la Chiesa dei Martiri del XX secolo. Tuttavia il terzo segreto è stato messo in relazione con alcuni eventi specifici, come l'attentato a Papa Wojtyła il 13 maggio 1981, che poi volle incastonare il proiettile sparato da Ali Agca nella corona della statua della Vergine di Fatima, come segno di ringraziamento per avergli salvato la vita. L'anno scorso, nel centenario della prima apparizione, Papa Francesco, in visita al santuario portoghese, ha proclamato santi 2 pastorelli, Francisco e Giacinta Marto, definendo Fatima un luogo di speranza, un manto di luce che ci copre quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine Maria per chiederle di mostrarci Gesù. Quanto è bella la funzione del fazzolettino a Fatima, non so se siete stati quando migliaia e migliaia di persone tolgono il fazzoletto e salutano la Madonna. Ecco, siamo nel mese di maggio, carissimi amici, oggi celebriamo la grande solennità di Pentecoste, lo Spirito Santo si riceve quando stiamo uniti alla Madre di Gesù in attesa di ricevere il perdono dei nostri peccati, perché siamo peccatori, ecco. Oi Madonna, vera mamma, tu che piangi per i figli, solo tu ne puoi aiutare, danne tu forza e consiglio, solo tu ne puoi imparare, vera mamma, vera figlia, a fare i padri, a fare le mamme, ad accompagnare i figli, con che occhi grandi e funni, occhi senza code paglia, ha guardato a che lo figlio sempre chi ne meraviglia, d'un annelli pure a noi, su occhi belli e su occhi dolci, per guardare a questo mondo senza ne spagnata la croce. D'un annelli pure a noi, su occhi belli, su occhi dolci, per aiutare i guaglioni a sembrare, a portare la croce. Ecco, la Madonna a Fatima non ha avuto timore di dire ai bambini, 2 di loro, Francesco e Giacinta, sono morti 2 anni dopo, il 19 e il 20, 2 o 3 anni dopo. La terza, Suor Lucia, ha vissuto fino al 2005, non ha avuto timore la Madonna di dire ai bambini che gli uomini siamo peccatori, sbagliamo, siamo invidiosi, gelosi,
orgogliosi, presuntuosi, egoisti, tutti. Ecco, piano piano possiamo educarci e lasciarci educare da Dio attraverso suo Figlio Gesù. Ecco, la Madonna ha insegnato questa preghiera ai bambini, che è fondamentale per ricevere il dono dello Spirito Santo, perché quando non abbiamo il dono dello Spirito Santo, quando non abbiamo il perdono dei peccati, amici miei, qui sulla terra siamo nell'inferno, dentro di noi siamo nell'inferno. Non ci inganniamo quando vediamo delle persone che apparentemente sono tutte sorridenti, tutte pimpanti, ma tu sai cosa c'è dentro la persona che è tutta sorridente, tutta pimpante. Poi ci meravigliamo quando succedono i fatti brutti, ma era una brava persona, perché l'inferno lo possiamo portare dentro, perché se non riceviamo il perdono dei peccati, amici miei, c'è un qualcosa che brucia dentro di noi. Allora la Madonna cosa ha insegnato ai bambini? La preghiera a Gesù, perché Gesù può distruggere, può cancellare, può perdonare le nostre colpe. Difatti la preghiera dice: «Oh Gesù, perdona le nostre colpe, le mie, preservaci dal fuoco dell'inferno», perché si brucia quando non facciamo il bene. Fa bene e scordate, perché quando facciamo il bene stiamo bene, ma voi ci riuscite a fare il bene? Io certe volte sì, certe volte no, e ancora ho tanto da imparare, perché se non sono morto oggi, che è il 20 di maggio del 2018 e mi sto avvicinando ai 61 anni, perché non sono morto? Ecco, perché mi devo convertire e ho una missione da compiere. E qual è la missione da compiere? Cercare anzitutto di conoscere io Dio, perché se non lo conosco io non lo faccio conoscere anche agli altri, quindi che sono prete non serve a niente, perché conoscere Dio significa conoscere il suo amore, quindi Gesù è venuto per questo. La Madonna ci insegna a pregare Gesù: «Oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime», la mia prima di tutte, e poi le altre, quelle specialmente più bisognose della tua misericordia, non della mia misericordia, della tua misericordia, perché noi dobbiamo desiderare per i nostri figli, per i nostri piccoli bambini, ragazzi, di far conoscere loro Gesù, non solamente che stiano bene, giochino a calcio, diventino cantanti, ballerini, scienziati, tutte cose belle, ma che possano conoscere te, o Padre, come diceva Gesù, l'unico vero Dio, è colui che hai mandato, Gesù Cristo. Allora coraggio, amici miei, oggi celebriamo la Pentecoste, ma la Pentecoste accade quando qualcuno di noi riceve il perdono dei suoi peccati, e per riceverlo bisogna chiederlo. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Allora facciamo come sempre questo squarcio sul Papa Francesco, quest'uomo che ci sta un pochettino spingendo, ci sta facendo venire voglia di seguire Gesù e di seguirlo concretamente. È intervenuto all'incontro con la Chiesa romana e ha detto che c'è bisogno di fare una rivoluzione di tenerezza, perché solo così si può generare un popolo, ecco, che è unito dall'amore di Dio. Sentiamo Papa Francesco. Per far questo occorrerà che le nostre comunità diventino capaci di generare un popolo. Questo è importante non dimenticarlo, no? Chiesa con popolo, non chiesa sine popolo. Capaci di generare un popolo, capaci cioè di offrire e generare relazioni nella quale la nostra gente possa sentirsi conosciuta, riconosciuta, accolta, benvoluta, insomma parte non anonima di un tutto. Un popolo in cui si sperimenta una qualità di rapporti che è già iniziato di una terra promessa, di un'opera che il Signore sta facendo per noi e con noi. Fenomeni come l'individualismo, l'isolamento, la paura di esistere, la frantumazione e il pericolo sociale, tipici di tutte le metropoli e presenti anche a Roma,
hanno già in queste nostre comunità uno strumento efficace di cambiamento. Non dobbiamo inventarci altro. Noi siamo già questo strumento che può essere efficace a patto che diventiamo soggetti di quella che altrove ho già chiamato la rivoluzione della tenerezza. La rivoluzione della tenerezza, quindi non è che ce la possiamo inventare. Come facciamo a diventare teneri? Se c'è qualcuno che ci tratta con tenerezza, e questo qualcuno è Gesù. Gesù. La vita cristiana è essere introdotti nel rapporto con Lui, con Gesù, che è il Cristo, il Figlio eterno di Dio che 2018 anni fa ha assunto la nostra sembianza e noi siamo chiamati a questo. Quindi è un'impresa impossibile, amici miei, non possiamo diventare teneri perché ci sforziamo, tante altre cose le possiamo realizzare con i nostri sforzi, ma essere veramente buoni, essere teneri, essere compassionevoli, accoglienti, è una grazia di Dio. Perciò diciamo confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato, non perché chissà che peccati grossi facciamo, ma è il peccato più grave nostro, è che non stiamo connessi, perdiamo continuamente la connessione con Dio, quindi con il Padre della misericordia, il Padre della tenerezza. Ecco, e i vescovi, noi preti, abbiamo una responsabilità impressionante, le mamme cristiane, i papà cristiani, gli insegnanti cristiani, perché non possiamo trasmettere solamente le nozioni, le formule, che sono le date, voglio dire, dobbiamo trasmettere qualcosa che viene da Dio, ecco, questa tenerezza, questo amore, questa compassione, questa misericordia. Ecco. E il Papa lo dice chiaro ai vescovi: i vescovi sono per il gregge, non per fare carriera. Ecco, sentiamo Papa Francesco. Il suo amore grande è Gesù Cristo, secondo amore il gregge. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, fate la veglia sul gregge. Siete vescovi per il gregge, per custodire il gregge, non per arrampicarti in una carriera ecclesiastica. No? Il testamento di Paolo è una testimonianza, è anche un annuncio, è anche una sfida. Io ho fatto questa strada, continuate voi. Quanto lontano è questo testamento dai testamenti mondani. Questo lo lascio a quello a quell'altro, tanti beni. Non aveva nulla questo, soltanto la grazia di Dio, il coraggio apostolico, la rivelazione di Gesù Cristo e la salvezza che il Signore aveva dato a lui. Chiedo al Signore la grazia di poter concedermi così. E nell'esame di coscienza non uscirò vincitore, no? Come Paolo, ma il Signore è buono e misericordioso, ma penso ai vescovi, a tutti i vescovi, che il Signore ci dia la grazia a tutti noi di poter concederci così, con questo spirito, con questa forza, con questo amore a Gesù Cristo, con questa fiducia nello Spirito Santo. Com'è bello vivere con la coscienza che da un momento all'altro ce ne possiamo andare da questo mondo e il mondo va avanti lo stesso e magari noi abbiamo contribuito all'edificazione del regno di Dio qui sulla terra, ma il regno di Dio sulla terra è di passaggio, noi non siamo destinati alla terra, la nostra patria non è la terra, la nostra patria è il cielo, è la vita eterna, la vita che va oltre. Carissimi amici, e quanto è bello stare uniti a Gesù, perché più uniti stiamo a Gesù e più sereni siamo, e più forti, e più coraggiosi, e più disposti a qualsiasi cosa. Però se non stiamo uniti a Gesù, pure una mosca ci fa paura, qualunque cosa ci manda in panico. Ecco, perché c'è tutta questa insicurezza. Ecco, mi ricordo il famoso libro di Milan Kundera, questa insostenibile leggerezza dell'essere,
l'insostenibile leggerezza dell'essere. Io se dovessi scrivere un libro gli darei questo titolo, l'insostenibile insicurezza dell'essere, tutti quanti che ci sentiamo rattrappiti, viviamo con queste ansie da prestazione, non affannatevi, dice Gesù, non preoccupatevi più di tanto, occupatevi delle cose, ma non vi affannate di quello che mangerete e berrete. Guardate gli uccelli del cielo, i gigli del campo, non mietono, non filano. Cioè, capite, amici miei, che ci conviene, mannaggia la miseria, perché sti 4 giorni che viviamo sulla terra, li dobbiamo vivere con la coscienza che siamo di passaggio. L'altro giorno, guardando il cimitero di Lago della mia parrocchia, pensavo di scrivere sull'edificio, della strada che passa a fianco al cimitero, ci vorrei scrivere: siamo qui solo di passaggio, non solo al cimitero, ma a Chiove a morire un giovannente. Ma noi non siamo stati creati da Dio per dorare un dote, siamo stati creati da Dio per l'eternità, carissimi amici. Però bisogna stare insieme a Gesù, perché Lui è la via, l'unica, un Genesuaggio, Lui è la vita. Io sono la via, la vita, la verità. La verità è che Dio non ci ha creati per scherzo, ma ci ha creati per partecipare alla sua gioia, anche alla gioia eterna. C'è la gioia terrena, ma c'è la gioia eterna. Ma bisogna vivere da amici di Gesù. Questo è l'ultimo intervento di Papa Francesco. Il nostro destino è vivere da amici di Gesù, qui sulla terra e poi nell'eternità. Sentiamo. Noi abbiamo ricevuto questo dono come destino, l'amicizia del Signore. Questa è la nostra vocazione, vivere amici del Signore, amici del Signore. E lo stesso avevano ricevuto gli Apostoli, più forte ancora, ma lo stesso. Tutti noi cristiani abbiamo ricevuto questo dono, l'apertura, l'accesso al cuore di Gesù, all'amicizia di Gesù. Abbiamo ricevuto in sorte il dono della tua amicizia. Il nostro destino è essere amici tuoi. È un dono che il Signore conserva sempre e Lui è fedele a questo dono. Gesù è il nostro amico. E Giuda, come dice qui, è andato per la sua sorte nuova, per il suo destino, che lui ha scelto liberamente, se ne è allontanato da Gesù. E l'apostasia è quello, no? Allontanarsi da Gesù. Un amico che diventa nemico, o un amico che diventa indifferente, o un amico che diventa traditore. Pensiamo a questo, lui non rinnega questo dono, non rinnega noi. Lui aspetta sino alla fine. E quando noi, per la nostra debolezza, ci allontaniamo da Lui, Lui aspetta. Lui continua a dire: amico, ti aspetto. Amico, cosa vuoi? Amico, perché con un bacio mi tradisci? Lui è il fedele dell'amicizia e noi dobbiamo chiedere questa grazia di rimanere nel suo amore, rimanere nella sua amicizia, quell'amicizia che noi abbiamo ricevuto come dono in sorte da Lui. Rimanere nel suo amore, rimanere nella sua amicizia. Carissimi amici, dobbiamo metterci in testa una cosa semplicissima. Ognuno di noi, io, tu, portiamo in noi, abbiamo lo spirito delle nostre madri, dei nostri padri, le persone con le quali siamo stati insieme, siamo venuti su, nonni, zii, insegnanti, catechisti, preti, ma non basta, a Gesù
Non è bastato lo spirito della mamma. Gesù ha avuto una mamma straordinaria, unica, irripetibile, la madre sua e la madre nostra, Maria di Nazareth, senza peccato originale. Ha avuto un padre stupendo, Giuseppe, San Giuseppe, ma non gli è bastato lo spirito della mamma e lo spirito del papà. Ecco, tra di noi non è che a tutti ci è andata bene, ci va bene. Ci sono tanti fratelli che hanno ricevuto uno spirito molto limitato da parte della mamma, del papà, sono vissuti in ambienti. Allora noi abbiamo bisogno dello Spirito di Cristo e con lo Spirito di Cristo noi riceviamo lo Spirito del Padre. San Francesco d'Assisi al papà gli ha dato pure le mutande, dice: papà, ti voglio bene, ma io non voglio fare il commerciante e magari corrotto come te, io ti voglio bene, fatti tu la vita, ma a me Gesù mi ha fatto conoscere che ho un altro padre. Gesù non serve per farci stare bene, per farci stare tranquilli, Gesù è venuto per farci conoscere Dio, già da questa terra, amici miei, prima di morire e di andare nell'altro mondo, nei cieli nuovi e nella terra nuova. Gesù è venuto qui per farci sperimentare. Allora ascoltiamo il Vangelo di questa domenica di Pentecoste e poi ci salutiamo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Carissimi amici, dobbiamo pregare, perché quando noi celebriamo una solennità come quella della Pentecoste è un input che ci viene dato, non è che quel giorno lì, la Pentecoste mia, la Pentecoste tua, è quando veramente ci mettiamo nella condizione vera, autentica, di impotenti, di mendicanti, che non l'abbiamo noi la vita, noi portiamo il germe della morte dentro di noi e dobbiamo pregare. E la Chiesa, la Santa Madre Chiesa, ci insegna a pregare con tanta pazienza, con tanta tenerezza e tanto amore. Noi dobbiamo fare nostre le preghiere che la Santa Madre Chiesa ci fa rivolgere a Dio. Venga, o Padre, il tuo Spirito, il tuo. Come dicevo prima, non ci basta lo spirito della mamma, del papà, anche se fossero il papà e la mamma più bravi di questo mondo, dei nostri padri spirituali, di chi ci ha aiutato. Noi dobbiamo desiderare di avere proprio lo Spirito di Dio, perché ognuno di noi possa essere trasformato dallo Spirito a immagine e somiglianza sua, ognuno di noi possa vivere da figlio. Venga, o Padre, il tuo Spirito e ci trasformi, non esteticamente, esteriormente, ma interiormente, con i suoi doni, i doni dello Spirito Santo. Crei lo Spirito del Padre in noi, un cuore nuovo, una novità, amici, perché non viviamo per piacere agli altri, per piacere a chi ci guarda, ma per piacere a te e cooperare al tuo disegno di salvezza. Ecco, che cosa piace più di ogni altra cosa a Dio? A Dio piace perdonarci.
dopo la creazione, dopo i 6 giorni della creazione, il 7° giorno Dio si riposò e fu contento perché finalmente aveva creato il giorno prima l'uomo, la creatura a cui poteva perdonare. Quante volte Papa Francesco ci ha detto e continua a dirci che Dio non si stanca mai di amarci e di perdonarci. Qualunque cosa cattiva che ci può capitare di fare, non ci scoraggiamo mai, carissimi amici, perché Dio è più grande del nostro peccato. Allora io auguro a voi, ma a me anche davvero, di ricevere abbondantemente questo dono dello Spirito, perché solo così la vita diventa vita, un cammino verso l'eternità. Buona domenica e arrivederci, a Dio piacendo, alla prossima. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo tini, quando moriamo ne portiamo niente, abbiamo sempre a busta sotto naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti canni susi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.